Una sola ULSS per provincia con un unico direttore generale, un'azienda zero per tutta la regione che accentrerà le funzioni amministrative. La riforma della sanità voluta dalla Giunta Zaia sotto la lente di ingrandimento del forum organizzato dalla CGIL alla presenza dei sindaci della Marca che si sono confrontati con l'assessore Luca Coletto sollevando dubbi e perplessità su cambiamenti determinati soprattutto dall'esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria. Il risparmio viene quantificato in circa 50 milioni. Certo è che questo risparmio ce l'avremo effettivamente nel giro di 2 o 3 anni, perché deve essere messa a regime la macchina, ci vuole del tempo, non è semplice, abbiamo 21 ASN da trasformare, da accorpare, quindi ci vorrà del tempo, ma prima iniziamo ad avere anche i risparmi da reinvestire in sanità. Una fretta per attuare un'ulteriore riforma dopo quella del 2012 che preoccupa il sindacato. Non c'è ancora quella rete territoriale che deve rispondere in maniera diffusa all'esigenza di salute di un territorio della cittadinanza. È questo che ci preoccupa. Rispetto a questo tante parole, nel 2012 dovevano partire ad esempio le strutture intermedie a Treviso, in provincia di Treviso non ce n'è nemmeno una ancora partita. Era una pianificazione 2012-2016, qualche problema probabilmente c'è. Qualche buona notizia, secondo i sindaci, è comunque uscita dal confronto odierno e dall'annuncio del probabile maxi emendamento che il 27 ottobre dovrebbe recepire almeno 2 delle richieste avanzate dal territorio. Una bella notizia di oggi è stata che alla detta non verrà più tolto il direttore del sociale, ma rimane, ed era una grande preoccupazione che avevamo tutti noi sindaci. Poi la questione delle competenze di Azienda Zero. Il disegno di legge iniziale arrogava ad Azienda Zero le competenze anche della programmazione, sembra invece che la programmazione e quindi gli standard vengano mantenuti in capo alla parte politica. Modifiche che non convincono tutti, con il presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 7, Floriano Zambon, a chiedere al legislatore un supplemento di riflessione prima dell'unificazione delle 3 ULSS della Marca. Non ci si deve limitare esclusivamente ad un risparmio che è pur sempre importante di qualche milione di euro, perdendo di vista complessivamente quello che può essere un assetto futuro di un sistema di cui dobbiamo essere orgogliosi e fieri.